Seconda prova del Super Fustino Tommaso Grassi Howard. Sono cavalli anziani sulla distanza del miglio. Cometa La Torre, Commander Crow, Baciata Dai Font, Costa Magna Pax, Dakota Winner, Astralis in prima fila, Colonna Cass, Beethoven Griff, Emily Pan e Amore Stecca in seconda. Macchina che accelera, partiti con la velocità iniziale di Costa Magna Pax che cerca di sopravanzare Baciata Dai Font e lo fa in 80 metri. Baciata Dai Font in seconda posizione. Numero 5 Dakota Winner che si è gettato di galoppo dopo aver tentato la partenza. Beethoven Griff, ha sbagliato anche Beethoven Griff e quindi in vantaggio Costa Magna Pax su Baciata Dai Font. Terza posizione per Commander Crow, all'esterno risale Amore Stecca. Amore Stecca che costringe in terza ruota Astrales. Per corsie esterne c'è anche Colonna Cass. Vediamo intanto 46,5 il passaggio ai 600. Corsa molto movimentata con Amore Stecca che si impegna, ma Astrales in terza ruota. In coda c'è invece Emily Pan che precede Cometa La Torre. Passaggio agli 800 in 1 minuto e 8 decimi con sempre Costa Magna Pax a fare l'andatura. Era stata abbastanza seguita Costa Magna Pax al gioco, arriva al chilometro in 1,16, seconda posizione per Baciata Dai Font, mentre all'esterno Amore Stecca non riesce a dare consistenza alla propria azione. In terza posizione rimane Commander Crow, gli altri faticano all'esterno a progredire. Siamo a 400 dalla conclusione con Costa Magna Pax che si mantiene in vantaggio. Seconda posizione per Baciata Dai Font che concede però 2 lunghezze sulla curva conclusiva. Poi è un po' in difficoltà invece Amore Stecca e ne approfitta Commander Crow all'interno. Retta d'arrivo con Costa Magna Pax che si allunga e ai 100 conclusivi controlla bene la situazione per venire a dominare. La lotta per il secondo posto vede Commander Crow emergere fra gli altri, mentre per il terzo finisce, ma è forse Baciata Dai Font ancora, forse Emily Pan. È da rivedere comunque. 1:15,4 il ragguaglio conclusivo per una Costa Magna Pax e Federico Esposito davvero scatenati in avanti. Percorso di testa vincente per Costa Magna Pax, Federico Esposito, Salvatore Valentino al training per conto di Michela Rossi. Vediamo la lotta per il terzo posto, invece è veramente difficile stabilire chi sia arrivato terzo. Il secondo sicuramente netto per Commander Crow, per il terzo ci sarà invece una foto con 3 cavalli in lizza. 8, 4 e 5, no scusate. In lotta per il terzo vediamo ancora Baciata Dai Font che finisce un po' in difficoltà, ma forse riesce ancora a salvare il terzo posto. È davvero difficile. Baciata Dai Font con Emily Pan e Amore Stecca ancora a contatto. Foto per il terzo posto.